Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli Occidentale in primo piano. In apertura i numeri di oggi sul fronte coronavirus. In Friuli Venezia Giulia, su 5.396 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 312 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,78%. Sono inoltre 1.906 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 134 casi, 7,03% di positività. I decessi registrati sono 20, a cui si aggiungono 12 pregressi. Del totale di questi, 4 riguardano il Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive della regione sono 65, mentre quelli in altri reparti scendono a 536. I decessi complessivamente ammontano a 2.522, dei quali 554 a Pordenone, mentre i totalmente guariti sono 54.215 e le persone in isolamento scendono a 10.454. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 69.414 persone, delle quali 15.754 nel Pordenonese, numeri comunicati dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Passiamo alla cronaca. Versa in gravi condizioni un uomo di 81 anni che nella tarda mattinata di oggi, mentre eseguiva dei lavori di potatura a Castelnovo del Friuli, in località Vigna, è caduto da una scala da circa 1 metro d'altezza, riportando un trauma toracico e un trauma cranico. È stato subito soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario che lo ha portato in volo in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Gli studenti dell'ITS Kennedy, il corso post diploma che sforna tecnici informatici, vanno a supporto delle aziende grazie a un progetto che ha coinvolto 30 ragazzi del corso di Service Design. Gli studenti dell'ITS Kennedy di Pordenone, la scuola di eccellenza biennale post-diploma in cui si formano gli informatici, si mettono a disposizione delle aziende per creare nuove strategie efficaci nell'affrontare l'attuale pandemia. E così, nelle ultime 2 settimane, i 30 studenti del secondo anno del corso in Service Design si sono misurati con un caso aziendale, coordinati dal docente Stefano Maraspin, specialista fondatore dell'azienda friulana MV Labs. La preparazione che ricevono qui non è verticale, incentrata su un particolare settore, però reputo abbiano competenze abbastanza trasversali e polivalenti per potersi poi inserire in diversi ambiti. Il caso di studio nasce su richiesta dell'azienda Abaco Viaggi, agenzia di viaggi e tour operator di Codroipo, che serve un network di circa 300 agenzie di viaggio, gestendo mediamente 35.000 visitatori all'anno. Suddivisi in gruppi di 3 persone ciascuno, i 30 studenti hanno affrontato l'analisi del caso aziendale secondo approcci utilizzati dai grandi player internazionali. Diciamo che quest'anno ci ha messo di fronte a molte sfide, l'intero settore del turismo tra gli altri settori, e abbiamo deciso di impiegarlo lavorando su un rinnovamento del paradigma, della modalità di scelta degli itinerari, della modalità di proposizione proprio di tutto il nostro prodotto al comparto. La collaborazione con la Fondazione Kennedy è stata importante perché ha fatto cogliere, anche nei lavori che hanno presentato i ragazzi, un cambio vero di paradigma, e hanno colto quello che è l'assistenza al viaggiatore che danno l'agenzia viaggi e il tour operator, non come fornitori di servizi ma proprio come co-creatori di esperienze. È uno spirito che abbiamo proprio visto in questa collaborazione che ci ha resi orgogliosi e onorati di vedere la nostra case history apparire su questi schermi. Ecco. Dei 10 progetti di studio ne sono stati selezionati 3 presentati all'azienda, simulando quanto avviene durante una reale presentazione aziendale. Una di queste sarà analizzata da Abaco e nel caso adottata. Un'esperienza pronta ad essere applicata anche con altre realtà aziendali. Gli ITS da sempre sono un percorso formativo in cui l'azienda ha un ruolo centrale, per cui per i nostri percorsi è indispensabile capire le esigenze dell'azienda e creare dei percorsi formativi che soddisfano questa esigenza. Noi operiamo in un settore dell'ICT che è in continua evoluzione e quindi dobbiamo mantenere il passo non solo in tecnologie come abbiamo visto, ma anche in contenuti e in filosofie applicative estremamente innovative. E sul fronte delle nuove tecnologie, TIM ha inserito 10 comuni del Friuli Occidentale nell'elenco per l'attivazione della banda ultraveloce.
Sono 10 comuni del Friuli occidentale per i quali TIM prevede la connessione alla rete con banda ultralarga. L'azienda infatti ha inserito Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Maniago, Porcia, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Vajont nell'elenco per la realizzazione della rete di accesso in fibra ottica che offrirà una velocità estremamente alta. Oggi infatti i dati viaggiano in fibra ottica soltanto fino ai cabinet installati nelle strade, per poi continuare sul classico doppino di rame che può offrire al massimo 20 megabit per secondo. Le nuove connessioni invece prevedono che la fibra arrivi fin dentro casa, raggiungendo velocità dalle 5 alle 10 volte superiori fino a 100-200 megabit per secondo. Il progetto, che prevede un'offerta di coinvestimento da parte degli operatori del mercato, ora al vaglio dell'Agicom, ha l'obiettivo di accelerare la copertura e l'adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel paese, alternativo al progetto Open Fiber di Cassa Depositi e Prestiti ed Enel, e riguarda la copertura di 1610 comuni in tutto lo stivale entro il 2025. Raggiungendo circa il 75% delle unità immobiliari delle aree più lente dal punto di vista digitale. Rimaniamo in tema perché il comune di San Giorgio della Richinvelda ha ultimato i lavori per la posa della fibra ultraveloce. Sentiamo il sindaco Michele Leon. Il progetto della fibra ottica a San Giorgio della Richinvelda è realtà ed è stato in questi giorni consegnato alle commerciali. Un anno intenso di lavori, non con poche difficoltà che abbiamo trovato sul campo, ma abbiamo dato la massima collaborazione all'impresa per poter risolvere. Quindi abbiamo portato internet veloce, FTTH, quindi la connessione con internet direttamente in casa, e abbiamo equiparato il nostro comune alle grandi città. Quello che doveva fare il comune lo ha fatto. Ora non abbiamo più competenza alcuna sulla fibra ottica. Ad oggi la connessione, il contratto, servizi, disservizi, opportunità sono tutte in mano alle commerciali, così come è giusto che sia. Per verificare la connettività della fibra FTTH nelle vostre case dovete accedere al sito openfiber.it. Una volta entrati sul sito di Openfiber, verificate la connettività se siete connessi all'infrastruttura, inserendo il vostro indirizzo e schiacciando ovviamente su verifica la connettività. Il nostro compito era non far rimanere San Giorgio della Richinvelda un comune secondario, un comune con una connettività bassa, con una banda lenta che potesse limitare le aziende, che potesse limitare i privati nello scaricare ed inviare dei dati che sono oggi fondamentali nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Donne sempre più protagoniste del domani, questo è l'obiettivo del progetto partecipato Pordenone Città Futura. Pordenone punta sulle donne che devono essere sempre più protagoniste nelle scelte del domani e lo fa con il progetto Pordenone Città Futura, realizzato dall'assessorato alle pari opportunità del comune di Pordenone grazie a un contributo della regione in partnership con ANCI, ANCI Federsanità e Ordine dei giornalisti. Progettazione e realizzazione dell'intervento sono state affidate all'IRES FVG. Si tratta di un percorso di ascolto attivo del punto di vista femminile su una serie di dimensioni chiave che interessano non solo le donne ma tutto il territorio. Il confronto, svolto oggi in modalità online tra i vari partner, rappresenta solo un primo step, poiché il percorso prosegue cercando di coinvolgere un numero crescente di cittadine. L'obiettivo è quello di superare gli stereotipi di genere, contrastare le discriminazioni e le forme di violenza contro le donne, ma anche valorizzare la componente femminile della società. È inoltre un primo passo verso un metodo di ascolto innovativo e partecipato, con un orizzonte decennale, arco di tempo necessario per cambiare cultura e ridare equilibrio a una situazione asimmetrica tra uomini e donne, in un momento in cui tutte le strategie di rilancio post-Covid stanno evidenziando come sia urgente e necessario coinvolgere in modo più efficace la componente femminile in tutte le scelte riguardanti la società e l'economia. Il lavoro che è stato svolto, avrete capito, è un lavoro ambizioso. Pordenone Città Futura prosegue con l'ambizione di poter diventare un laboratorio permanente per la città. Siamo allo sport e il calcio, domani alle 18 a Lignano il Pordenone affronta il Lanerossi Vicenza, sentiamo le parole di mister Tesser alla vigilia. Ma il Pordenone viene da una prestazione positiva e deve cercare di ripetere quella fatta con il Lecce, nella mentalità, nello spirito di squadra e anche nel gioco chiaramente. Poi
c'è la consapevolezza che sarà un altro tipo di partita rispetto a quella fatta sabato scorso. Ci sarà da battagliare molto, chi riuscirà a recuperare più seconde palle secondo me farà un po' meglio, ma questa è teoria, poi si va sul campo, però chiaramente la preparazione di partita, vedendo il valore degli avversari, come tengono il campo, questa pressione in avanti che fanno, posso presumere che venga fuori questo tipo di partita. Poi giocando bene a pallone, sviluppando buona manovra, sapendo uscire dalla loro pressing, si possono fare tante cose positive. Biondi è un ragazzo molto giovane, ma ha 2 campionati di Serie C in squadra importantissima come il Catania, dove ho militato e so benissimo che è una piazza molto esigente. Oltretutto essere di Catania è una responsabilità maggiore. Mi ha fatto vedere buone cose, sono positivamente colpito da questo ragazzo. Le montagne di Piancavallo e Alpago accoglieranno il 20 marzo la 38esima edizione della Transcavallo, gara di sci alpinismo che proporrà 7 vette da scalare. Rigoroso il protocollo sanitario. C'è una montagna che non si ferma nonostante la pandemia e che ha nel mirino una data precisa, il 20 marzo, ultimo tassello d'inverno. È quello il giorno in cui si disputerà la 38esima edizione della Transcavallo, che proporrà un'edizione extra large sulle montagne tra Veneto e Friuli, tra Piancavallo e Alpago. 7 vette da raggiungere, 7.000 metri di dislivello totale, una sola tappa su un percorso lungo, molto lungo, dove i chilometri da affrontare saranno circa 32, mai noiosi, con sali e scendi continui. Le iscrizioni sono aperte, ma i posti si stanno esaurendo velocemente. In gara massimo 120 squadre da 2 partecipanti, tutti esperti dello sci alpinismo. Anche sul fronte della sicurezza, in ambito sanitario, è stato stilato un rigoroso protocollo che permetterà agli atleti di gareggiare senza rischi. Quanto allo scenario, gli organizzatori non potevano chiedere di meglio, con le montagne innevate e paesaggi da cartolina. Ancora poco più di un mese quella neve sarà solcata dai guerrieri della Transcavallo. Era questa la nostra ultima notizia per stasera, rimanete però in compagnia di Telefriuli perché arriva la Coppa dei Campioni e quella del quiz Lo Sapevo condotto da Alexis Sabot, che propone le sfide tra le Pro Loco che hanno vinto le precedenti edizioni. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna invece lunedì alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buon weekend.